domenica, benvenuti alla TG Sicilia, le principali notizie. Sicilia al voto per le amministrative, seggi aperti oggi e domani in 128 comuni dell'isola. 4 i capoluoghi chiamati a scegliere il nuovo sindaco: Catania, Ragusa, Siracusa e Trapani. Sveglia con scossa di terremoto questa mattina per gli abitanti di diversi comuni del Catanese. Il sisma di magnitudo 4.0 registrato alle 6:44, l'epicentro sull'Etna a 6 km da Milo. Tanta paura ma nessun danno. Ponte, le ragioni del no in un dossier delle associazioni ambientaliste. L'infrastruttura giudicata inutile, dannosa e a rischio di incostituzionalità. Crisi AMAP, 700 stipendi a rischio dopo l'inchiesta che ha portato al sequestro da 20 milioni ai danni dell'azienda che si occupa della gestione del servizio idrico. Lavoratori sul piede di guerra. Cabine telefoniche, addio, l'Agcom cancella l'obbligo del gestore di garantire il servizio, si chiude un'era durata 70 anni. Calcio, si avvicina alla cessione del Messina, presentate 2 offerte d'acquisto, entrambe contenute congrue dall'attuale proprietà. Nei prossimi giorni la decisione. L'ospite della domenica è il regista Daniele Gangemi. Bentrovati, operazione di voto in corso in 128 comuni siciliani chiamati a eleggere sindaci e consigli comunali. La città più grande alle urne è Catania. Qui le schede consegnate agli elettori sono 2, si rinnovano infatti anche le 6 circoscrizioni. Maglio viola. Seggi aperti dalle 7 di questa mattina nei 128 comuni siciliani che sono chiamati al voto per eleggere altrettanti sindaci e rinnovare i consigli comunali e le circoscrizioni. I seggi resteranno aperti oggi, domenica, fino alle 23 e domani, lunedì, dalle 7 alle 15. I consiglieri comunali da eleggere sono 1646, le sezioni elettorali costituite sono 1579. In 113 comuni fino a 15.000 abitanti si vota con il sistema maggioritario. In altri 15 comuni, nei quali l'eventuale ballottaggio si terrà l'11 e il 12 giugno con quello proporzionale. Fra questi ci sono 4 capoluoghi di provincia alle urne. La città più grande certamente è Catania, dove il comune fa sapere che dalle 7 sono regolarmente aperte tutte le 336 sezioni elettorali, 260.420 gli aventi diritto al voto. A Catania sono 2 le schede che vengono consegnate all'elettore, una per l'elezione di sindaco e consiglio comunale e una per la scelta del presidente e del consiglio di circoscrizione. L'elettore può esprimere una o 2 preferenze nella stessa lista, ma di genere diverso, una femminile e una maschile. Il voto espresso per una lista si estende al candidato sindaco a essa collegato, ma non viceversa, il cosiddetto effetto trascinamento. Prevista anche la possibilità del voto disgiunto, che rende libero l'elettore di votare separatamente per un candidato sindaco e per una lista a questo non collegata. Negli altri 127 comuni invece la scheda è soltanto una, non ci sono le elezioni delle circoscrizioni, ma valgono le stesse modalità di voto. A Catania i candidati sindaco ammessi alla competizione sono 7. Siracusa, nonostante le dimensioni, vince però la palma del numero di candidati, contando ben 8 aspiranti alla poltrona di primo cittadino. 4 i candidati a Ragusa, così come a Trapani, unica città capoluogo al voto nella Sicilia occidentale. Oltre ai capiluogo sono 11 gli altri grossi centri alle urne, si tratta di 6 nel Catanese, Aci Sant'Antonio, Aci Reale, Belpasso, Biancavilla, Gravina di Catania e Mascalucia. 5 nelle altre province, Licata, Piazza Armerina, Comiso, Modica, Carlentini. 5 anche i comuni attualmente commissariati, Catania, Aidone, Trabia, Modica e Priolo. Al voto anche Barrafranca nell'Ennese, che nell'aprile del 2021 è stato sciolto per mafia. Lo spoglio inizierà lunedì pomeriggio, subito dopo la chiusura delle operazioni di voto. E domani, lunedì 29, a partire dalle 14:55, le nostre emittenti seguiranno in diretta i risultati delle elezioni con la maratona elettorale di Telecolor e Antenna Sicilia, condotta da Luca Ciliberti. Alla chiusura delle urne vi proporremo gli exit poll, poi lo spoglio in tempo reale con ospiti in studio, analisi, interviste e collegamenti con i nostri inviati dai principali comuni al voto. Appuntamento dalle 14:55.
20.45 in diretta su Telecolor e a partire dalle 20.45 a reti unificate anche su Antenna Sicilia. Sarà possibile seguire il nostro speciale Elezioni amministrative 2023 anche online collegandosi sulla Sicilia Web, tutto attaccato. Terremoto, un terremoto di magnitudo 4.0 è stato registrato nelle prime ore di questa mattina nella Valle del Bove, sull'Etna, nella zona di Milo e negli altri centri del Catanese c'è stata paura per lo sciame sismico, per fortuna nessun danno. Giusy Lazzara. Alle prime luci dell'alba il terremoto di magnitudo 4.0 nella Valle del Bove sull'Etna. Paura per i residenti di Milo e dei centri del Catanese che fanno i conti da sempre con il vulcano attivo in continuo cambiamento. Nessuna segnalazione di danni a persone o cose è arrivata nelle sale operative dei Vigili del Fuoco dopo la scossa di terremoto. Ma l'Etna è sotto il controllo delle stazioni di monitoraggio dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Catania. È stato uno sciame sismico di circa una ventina di scosse che sono iniziate alle 6.44 del mattino. Questa è la traccia di una stazione sismica che è localizzata nel versante nord dell'Etna. Vedete, si vede come dalle 6.40 alle 8.40 circa per 2 ore ci sono tutte le tracce delle varie scosse che sono state registrate. 20, la principale è stata alle 6.44 di magnitudo 4, però a una profondità di 5 km sotto il livello del mare, quindi a una certa determinata profondità. E l'area epicentrale di tutto questo sciame sismico è il settore nord della Valle del Bove, quindi un'area prossima alla zona sommitale del vulcano. Questo è il motivo per cui comunque si è risentito un po' in tutti i paesi del medio versante dell'Etna. Quello che non si può escludere a questo punto è che essendo sta risalendo magma, nuovo magma nel sistema di alimentazione più superficiale del vulcano, quindi il ripetersi intanto di questi fenomeni di fontana di lava, del resto come è accaduto pochi anni fa. Eventi sismici, bisogna attendersene ancora, proprio legati a questa attività? Allora, previsioni anche in questo non esistono, non se ne fanno. La storia del vulcano dice che quando siamo in una fase di ripresa, inevitabilmente, come vi ho detto già, in realtà da molti mesi c'è un aumento dell'attività sismica, quindi siamo in questo quadro qui. Da un punto di vista della sismicità storica, nell'area epicentrale attuale non sono avvenuti in passato eventi molto forti, contrariamente a quanto riportato per i settori orientale e meridionale. 10 tunisini, fra cui una donna e 3 minori, sono sbarcati a Lampedusa dopo che il gommone sul quale viaggiavano è stato soccorso da una motovedetta della Guardia di Finanza. Si tratta del primo sbarco dopo oltre 10 giorni di maltempo che ha impedito le partenze dalla Tunisia e dalla Libia. Altri 42 migranti, fra cui un minore, sono stati soccorsi in area SAR, l'area sorvegliata dalla Guardia Costiera. Il gruppo viaggiava su una barca di legno di 7 metri che sarebbe partita da Sabrata in Libia e tutti sono stati trasportati su un'unità di soccorso e la carretta è stata lasciata alla deriva. Dopo lo sbarco a Lampedusa e un primo triage sanitario, i 42 sono stati portati all'hotspot di Contrada in Briacola. Un dossier elaborato dalle associazioni ambientaliste Kyoto Club, l'IPU e WWF boccia il ponte sullo Stretto, individuando una serie di criticità nel progetto per la realizzazione dell'infrastruttura. Sentiamo i dettagli nel servizio di Francesco Triolo. Inutile, dannoso e anche illegittimo sono le obiezioni al ponte sullo Stretto di Messina che arrivano da un dossier preparato da un pool di esperti e per conto delle ONG Kyoto Club, l'IPU e WWF, una struttura che sarebbe a rischio per i terremoti ed il vento, che danneggerebbe l'ambiente e creerebbe poca occupazione, bloccando pure il traffico delle portacontainer. Secondo lo studio, sia l'appalto sia la valutazione di impatto ambientale in ogni caso andrebbero rifatti da capo. Il recente decreto sul ponte convertito in legge sarebbe a rischio di incostituzionalità. Punti di debolezza che, dicono le associazioni, sarebbero già state evidenziate dal gruppo di lavoro istituito nel 2021 dal Ministero delle Infrastrutture, in particolare il rischio legato ad eventi e ai terremoti, ma dal dossier viene fuori anche un'analisi economica che evidenzia come non sia sostenibile a livello finanziario e l'investimento, la gestione resterebbero a carico pubblico perché i soli pedaggi pagati dagli utenti non consentirebbero il project financing. Neanche i flussi di traffico
traffico, secondo il dossier, ripagherebbero l'opera, considerato che il 76% degli spostamenti in ambito locale avviene da parte di passeggeri senza auto al seguito. Complessivamente coloro che ogni giorno si muovono tra le due sponde sono 4.500 persone. Il canone di utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria sarebbe molto elevato, mentre il traffico su gomma previsto sul ponte sarebbe di 11.600.000 auto a fronte di una capacità annua dell'infrastruttura pari a oltre 52 milioni di auto. Anche i dati sull'occupazione nel cantiere indicati dal governo, secondo lo studio commissionato dagli ambientalisti, sarebbero sovradimensionati e stimano un'occupazione media mensile di non più di 507 addetti. E poi c'è la necessità di riproporre il contratto con la procedura di valutazione di impatto ambientale che andrebbe rifatta, l'ipotesi di illegittimità costituzionale delle norme introdotte nella legge di bilancio 2023 e dal decreto legge sul ponte, e infine c'è l'aspetto ambientalista, con il rischio di bloccare le rotte migratorie degli uccelli e il mancato rispetto dei vincoli e delle prescrizioni esistenti dettati dalla pianificazione territoriale locale. Situazione sempre più delicata all'AMAP di Palermo dopo la bufera giudiziaria che ha investito l'azienda che si occupa della gestione del servizio idrico. Sono 700 i dipendenti che rischiano di restare senza stipendio. Sindacati pronti a scendere in piazza. Marco Gullà. Il sequestro preventivo adesso rischia di diventare un macigno per l'azienda AMAP a Palermo. L'indagine della Procura europea e della Guardia di Finanza sulle presunte irregolarità sul prestito da 20 milioni della Banca di Investimenti Europei all'AMAP per rinnovare il disastroso sistema dei depuratori, per cui sono indagati l'amministratore unico Alessandro Di Martino, il predecessore Maria Prestigiacomo e il direttore generale Giuseppe Aragonese, rischia di travolgere i conti dell'azienda di acqua e depurazione. 700 dipendenti infatti al momento sono rimasti senza stipendio, bonifici bloccati dopo il sequestro preventivo, sindacati già in assetto di guerra, lavoratori che domani faranno un sit-in di protesta in prefettura. Molto preoccupati per l'aggressione dei conti correnti bancari di AMAP, perché ha già comportato il mancato pagamento degli stipendi a tutti i dipendenti e comporterà a breve, se non si troverà un'immediata soluzione, il blocco del servizio idrico integrato nei 47 comuni che gestisce AMAP nella provincia di Palermo. Non solo, ma AMAP oggi si avvale anche per diverse attività di imprese esterne. Si dovranno affrontare i pagamenti dei fornitori, è una situazione davvero gravissima. Un'indagine che al momento ha quindi penalizzato solo i lavoratori, sempre più preoccupati. Ci preoccupa, crediamo, speriamo che ci sia la possibilità di convertire questo blocco dei conti correnti nel blocco di una parte del patrimonio dell'azienda, in modo tale che da subito vengano sbloccati i conti correnti e che ci sia una soluzione immediata che rassereni i lavoratori, ma anche la cittadinanza di Palermo e degli oltre 40 comuni che fanno parte dell'ambito territoriale idrico. Insomma, la situazione non è assolutamente serena, non solo perché al momento non c'è la liquidità per gli stipendi, ma perché così si rischia anche il blocco delle forniture, dall'energia elettrica all'acquisto dei ricambi per i potabilizzatori fino al cloro per la disinfezione dell'acqua. A Lampedusa opera da oltre 3 anni come mediatore culturale per l'identificazione dei migranti. È un giovane pakistano, il suo lavoro è stato ritenuto indispensabile dal neoquestore di Agrigento, che ha deciso di proporre per Ali Hussein Sheikh il riconoscimento di poliziotto onorario. Davide Sardo. Ali Hussein Sheikh è un mediatore culturale e sarà presto un poliziotto onorario. Il 35enne pakistano, che da 6 anni vive in Italia, ha meritato il titolo per lo straordinario e indispensabile lavoro svolto all'hotspot di Lampedusa nel velocizzare le procedure di identificazione e consentire un rapido trasferimento dei migranti. Il segno di un grande impegno che svolgo qui da ormai 3 anni insieme ai colleghi del CIES. Il lavoro a Lampedusa è molto impegnativo, ma ciò che c'è fare, rimanere vivi, comunque lì fare qualcosa per gli altri. È stato il neoquestore di Agrigento, Emanuele Ricifari, a notare il suo indispensabile lavoro al centro di Contrada Imbriacola e a inoltrare al Dipartimento della Pubblica Sicurezza la proposta di riconoscergli la funzione di poliziotto onorario. Le difficoltà
tanto, ma con l'arrivo del questore le cose stanno cambiando. L'istruttoria dell'istanza del questore di Cifali è in corso, ci vorrà però qualche mese per completare l'iter. Le cabine telefoniche potranno essere smantellate, lo ha deciso l'Agcom, che ha cancellato l'obbligo di garantire il servizio da parte del gestore, e così si chiude un'era che è durata 70 anni, tra i ricordi di chi le ha utilizzate. Francesco Aloi. Ciao Zizi. Mi hai riconosciuto? Sì. Ho due amici. Diciamo di mezza età. Una volta la cabina telefonica la si trovava ovunque, era indispensabile per comunicare, si inseriva un gettone per parlare con parenti o amici. Poi, con l'avvento dei cellulari, è servita sempre meno, oggi non la usa più nessuno. Così l'Agcom ha deciso che le cabine potranno essere smantellate. Da persona un bottino grande mi dispiace perché hanno fatto la mia infanzia, però sì. Ormai non penso che non servono più a niente. Anche le persone anziane penso che ormai sono con i telefonini. Non servono a niente. Una decisione presa dopo aver consultato tutti gli operatori telefonici. Adesso TIM, gestore del servizio, potrà rimuovere tutte le cabine, 16.000 in Italia. Resteranno soltanto negli ospedali, nelle caserme, nelle carceri o nei rifugi di montagna, dove non arriva la rete mobile. Ha qualche ricordo legato alla cabina telefonica? Certo, i ricordi della giovinezza, quando ancora non c'era il cellulare, era l'unico mezzo per comunicare. Il tempo che ci ho perso per fare le file per telefonare. Tante. Uno di questi? Ero ragazza, quindi sempre telefonavo in tutti i posti. Sono state utili. Per telefonare, soprattutto quando si partiva, facevamo la raccolta dei gettoni oppure li scambiavamo. Io telefonavo a lui, mio marito, con i gettoni, quindi... Eravate ancora fidanzati? Sì, sicuramente, certo, eravamo fidanzati. E così si segna definitivamente la fine di un'epoca. Quella che è stata uno dei simboli degli ultimi 70 anni resterà solo tra i ricordi, o quasi. Senta, dica al dottor Bava che il romanzo è terminato e che vorrei consegnarglielo perché dopodomani parto. Aiuto. Facciamo una breve pausa, rientro le novità sulla cessione del Messina Calcio. State con noi. Riprendiamo con il calcio, novità in vista per l'ACR Messina, messo in vendita dal patron Sciotto. Sono state già presentate 2 richieste di acquisto del club giallorosso, attese novità nei prossimi giorni per la cessione delle quote societarie. Sergio Colosi. Dopo incontri, telefonate, chiacchiere, presenze in città ed indiscrezioni di vario genere, la cessione dell'ACR sembra ormai vicina, con la presentazione di 2 offerte di acquisto, una direttamente al club giallorosso, l'altra al comune di Messina. Entrambe sono state ritenute congrue dal presidente Pietro Sciotto, che dopo un incontro col sindaco Federico Basile, chiamato a fare da garante dell'operazione, sceglierà presumibilmente entro un paio di giorni a chi affidare il futuro del Messina Calcio. La prima richiesta formulata direttamente a Sciotto è di Emanuele Ilari, imprenditore romano del settore cinematografico e presidente della Madison Cinemas. Già 2 tentativi senza successo per entrare nel calcio. La scorsa estate ha presentato la manifestazione di interesse per rilevare il Catania e a novembre 2022 ha trattato l'acquisto dell'Alessandria in Serie C. Ilari avrebbe proposto una buonuscita maggiore a Sciotto, ma i tifosi sono maggiormente attratti dalla seconda offerta, quella dell'imprenditore Fabrizio Mannino, nato a Palermo 52 anni fa, ma cresciuto a Torino, armatore con attività in Cina e a Dubai e investimenti in piattaforme di petrolio. Con Mannino, supportato anche da una probabile sponsorizzazione di Pietro Franza, il discorso sarebbe più ampio rispetto al calcio e includerebbe anche investimenti in altri settori dell'economia cittadina. Aveva già provato a comprare il Messina lo scorso dicembre, ma adesso i tempi sembrano maturi. Pietro Sciotto ha rilevato dal fratello Matteo, vicepresidente dell'ACR, il rimanente 10% e ora detiene l'intero pacchetto azionario, che a meno di sorprese tra pochi giorni avrà un nuovo proprietario con scadenze da onorare a breve termine per evitare punti di penalizzazione e garantire la regolare iscrizione al prossimo campionato di Serie C.
pensando alla spaventosa alluvione in Emilia-Romagna, è inevitabile, come dire, ricordarsi di quante chiacchiere sentiamo da anni sul cambiamento climatico, ma poi quando arriva l'emergenza maltempo non sappiamo come difenderci e non parliamo addirittura di prevenirla, ecco. E invece no, cose concrete se ne possono fare e se ne stanno facendo. A Mazzara del Vallo una ditta francese, scritto Engie, ha appena inaugurato il più grande impianto agrivoltaico d'Italia. Ora chiariamo che vuol dire. Cioè i pannelli solari sono a due facce sopraelevati, prendono sole da sopra e luce riflessa pure da sotto e nel frattempo sotto lasciano crescere 115 ettari di coltivazioni, viti e foraggiere, rosmarino e alloro, eppure ulivi, mandorli. Pensate che così risparmiamo, cioè non emettiamo più 62.000 tonnellate all'anno di CO2, di veleni nell'aria. È come piantumare 3 milioni di alberi in un anno soltanto. E un altro campo agrivoltaico della stessa azienda è a Paternò e inizierà a produrre entro quest'anno. Primo cliente, le sedi italiane di Amazon, poi la rete pubblica, che darà energia a 60.000 utenze siciliane. Si può fare quindi, senza dimenticare che l'anno prossimo entrerà in funzione l'Etna Valley, il Tresan dell'Enel, una delle più grandi fabbriche di fotovoltaici d'Europa. E proprio in questi giorni sta assumendo personale. Per i contatti basta andare su internet, come ho fatto io stamattina. Ci fermiamo qui, l'ospite della domenica è il regista Daniele Gangemi. TG Sicilia torna alle 20, grazie e buon pomeriggio.